Io non ci credo, io non ci credo, non ci credo. Che culo c'ha questa Juve? Raga, me lo dovete dire. Come fai a pareggiare una partita con la Juventus quando c'hai tante occasioni da parte tua e poi ti va pure sfortuna? Ti viene pure la sfortuna contro. Perché la Juve c'hanno culo, ma nemmeno il Pater ce l'ha grande quando te la Juve. Voglio- è è incredibile come è fortunata la Juventus. Poi sì, ha fatto una grande partita. Ha fatto dei gol, il secondo gol, quello di Pjanic, fortunato anche quello. Fra rimballo, uno sbaglio della difesa del Bologna e la Juventus fa il secondo gol. Il Bologna che ha fatto una partita di personalità, di personalità. Allora, ciao a tutti amici da Napoliello 87 che non vi ho nemmeno salutato. Comunque, niente, voglio. Cioè, non c'è cioè, primo tempo equilibrato, diciamo equilibrato. Poi la Juve nel secondo tempo viene fuori. L'ultima Juve, una Juve che gioca bene e si prende il 2-1. Il 2-1, come ho detto, anche con la fortuna, perché è stato fatto un errore, un retropassaggio indietro. Non so chi cacchio era che l'ha fatto. Ha fatto un grave errore dove poi fra rimballo, fra difensore è avvenuto il gol della Juventus, anche a culo. Un'altra cosa, l'episodio del braccio, del gomito di Delict in difesa, che poteva essere calcio di rigore, oppure no, perché comunque ha toccato prima col piede e poi gli è rimbalzato sul braccio involontariamente. Ho capito, ma perché? Ma perché queste cose qui, se le prende un giocatore della Juventus, non vanno riviste al VAR? È quello che non riesco a capire. Le altre squadre sì, la Juventus perché no? Almeno andare a ricontrollarla al VAR, ci vuoi andare o no? Non so cosa ti costa andare a rivederla al VAR. Poi può darsi anche che non c'era perché appunto è stato cioè è andato prima sul piede e poi è riandato sul gomito e magari se tocca prima il piede e poi va a ribalzarti sul braccio è involontario, però non lo so quando possa essere involontario con le nuove regole. Per questo voglio anche quell'episodio va visto. Comunque il Bologna entra Santander, prende una traversa nel finale, voglio sfortunato, Orsolini che si mangia un gol a porta libera, a volo voleva tirare, voglio, cioè ha svirgolato il pallone. Sì, la Juventus ha fatto una grande partita, ma anche il Bologna con personalità è andato a Torino e se l'è giocata. Io penso che alla fine meritava il pareggio. Penso che il Bologna almeno il pareggio lo doveva portare a casa perché si è resa pericolosa. Quando andava verso la porta avversaria si è resa pericolosa. Anche come si chiama? Buffone fa una super paratona. Insomma, la Juventus che passa in vantaggio con un gol di Cristiano Ronaldo sul palo del portiere, che secondo me Lasco Ruschi poteva fare qualcosina in più. Anche colpa al portiere, dopo perché era un pallone rasoterra sul suo palo. È vero che era forte, ma poteva fare qualcosina in più. Il pareggio viene da Danilo, gran gol di Danilo, petto e a volo, guaiù, imparabile per Szczesny. Chi c'era? Szczesny prima di Buffon, forse, se non vado errato. Comunque, imparabile per il portiere. Poi il secondo tempo, guaiù, viene il gol fortunato, quello della Juventus con Pjanic. E poi traversa di Santander e tutti i santi che scendono Ander a proteggere la porta della Juve perché così è stato. Il Bologna è sbattuto contro la traversa e poi Buffon fa una paratona. Va bene, cioè, poi l'episodio, insomma, gira tutto a favore. Cioè, già la Juventus è forte di sua. Poi gli episodi, diciamo, vanno tutto a favore. La traversa, magari il rigore che poteva esserci o no. Poi il gol che Orsolini si è mangiato. Ovviamente la Juventus fa due tiri in porta, molto cinica rispetto al Bologna e vince sta partita. Riguarda il nostro Napoli, sono contento, voglio parlando del nostro Napoli di oggi pomeriggio contro il Verona. 2-0 e ritroviamo Arkadiusz Milik. Come ho detto nel video scorso dove parlavo del Napoli, Milik doveva giocare dall'inizio. E che ha fatto Milik? E che ha fatto Milik? Ha fatto gol. Sta ritrovando condizioni. Ovviamente è la prima partita, ma Milik c'è. Milik c'è. C'è un bimbo, sucche e frutti, tutto assieme. Un latte, un milk.
Comunque, a parte scherzi, sono contento per Arkadiusz, ha fatto doppietta, non è che abbia fatto grandissimi gol, però l'ha fatto da prima punta. Gol da rapinatore, questi sono i gol che mi piacciono, i gol di un attaccante che deve fare. E Milik oggi, cioè quelle palle gol che doveva buttare dentro, l'ha buttate. Grande Arkadiusz. Comunque, primo tempo, voglio Cam sempre regala alla squadra avversaria. L'approccio alla gara non ci siamo ancora, non ci siamo proprio. Perché un Napoli quando approccia la gara fa sempre fatica, fa sempre fatica. Abbiamo regalato un tempo al Verona e non è possibile regalare un tempo a stu cazzo Verona. Perché non si può regalare un tempo 30 minuti quando sono 50 minuti alla squadra avversaria. Non si può dormire e svegliarsi dopo un caffè che vai in pausa e il caffè te lo devi prendere prima della partita. Ti esce da prima, va esce da prima lo suono. Insomma, Meret hanno fasando a Meret il primo tempo, perché se non era passando Meret, che Meret, a parte scherzi, se non era per lui, il Napoli era sotto pure nel risultato. Vabbè, poi abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, però Meret ci ha salvato un mazzo, diciamo cose come stanno il primo tempo. Secondo tempo, grande Napoli, meno male, esce fuori il nostro Napoli che trova due gol con Arkadiusz Milik, dove il Napoli fa una buona partita nel secondo tempo, crea altre occasioni da gol, quella di Fabian, insomma il Napoli costruisce qualche altra palla gol anche con Mertens, niente, con lo stesso Llorente, insomma Napoli che entra in partita nel secondo tempo e la porta a casa con la doppietta di Arkadiusz Milik. Fondamentale aver ritrovato l'attaccante titolare di questo Napoli, perché io considero Milik l'attaccante titolare di questo Napoli. Niente, vittoria importantissima, però dobbiamo migliorare sull'approccio alla gara, appunto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti amici, o buonanotte a tutti e forza Naples!